Per il quinto anno consecutivo gli alunni delle classi prime delle scuole primarie di Valeggio sul Mincio hanno piantumato nel terreno i bulbi di tulipano che sbocceranno la prossima primavera al Parco Giardino Sigurtà. I bambini sono stati così nominati ambasciatori di Tulipanomania 2022, la fioritura di tulipani più importante in Italia, che colorerà nei mesi di marzo e aprile i 600.000 metri quadrati del giardino. Vediamo. 6 classi prime delle scuole primarie di Valeggio sul Mincio chiuderanno domani la 3 giorni al Parco Sigurtà per piantare i primi bulbi di tulipano di quella che sarà la colorata fioritura di marzo e aprile, conosciuta ormai come Tulipanomania, con più di 1 milione di tulipani e riconosciuta a livello mondiale. Nel 2019 la World Tulip Society ha conferito al Giardino Sigurtà il premio World Tulip Destination Worth Traveling For per l'eccellenza nella promozione e nella celebrazione del tulipano. Armati di paletta, gli alunni hanno seguito attenti i preziosi consigli dei giardinieri e le indicazioni delle insegnanti e hanno piantumato nel terreno i bulbi dei tulipani, la cui forma ricorda vagamente quella di una cipolla, con la punta rivolta verso il cielo e coprendo poi il bulbo con la terra. I giovani partecipanti sono stati così nominati ufficialmente ambasciatori di Tulipanomania 2022 e potranno tornare a vedere il frutto del loro lavoro nelle 3 aiuole che si trovano sul viale delle aiuole fiorite, grazie ad uno speciale abbonamento omaggio e alcuni biglietti per le loro famiglie. I bambini inoltre hanno ricevuto una spilletta come ambasciatori di Tulipanomania 2022. Parlano fra loro i tulipani.